Perché c'è un attimo che magari qua guardate un attimo, sentite e qua io fate sia sicuro del mio collega che vi guarda.
Ma figurati, ma figurati, ma no, ma come Bene, allora sono partiti per il giro ricognitivo il primo carretto. Il primo carretto della Junior, giusto? No, vedi. Allora è partito il carretto 101 di Giuseppe Caron e Alessandro Valerio. Siamo nel giro ricognitivo, ricordo che potete vedere in diretta streaming sul canale YouTube Vaglio della Carretera la diretta streaming per l'appunto. Ecco allora il primo che è arrivato, il carretto 101 Junior, Giuseppe Caron e Valerio Alessandro. Parte il secondo, sempre per il giro ricognitivo, il carretto 102, Veneta Messalaie e Pietro Dinale. E potete, ricordo, seguire sul canale YouTube Vaglio della Carretera in diretta streaming. riesco a vedere per il pomeriggio? Ma l'altra volta che ho fatto partirmi, perché anche l'altra volta non te che di pomeriggio. No, no, però io ne ho visto insieme come Quindi collegato. mi va o Era qua, dove l'ho collegato adesso? Dov'è il mouse? Eccolo qua. Sta qua. C'è diretta streaming. sì. Troverai anche diretta YouTube, non è quello. L'ultimo in fondo c'è Qua nel giro di ricognizione il c'è un'altra carretto opzione che deve 102 essere arriva l'ultimo in penultimo in piazza. fondo, like, servizio streaming personalizzato, roba del genere. Ah, ok. Clicchi quello e ti E chiederà questo è la partito chiave Che è quella che mi hai fatto vedere prima. che ho fatto vedere prima. Adesso devi andare su. Quindi quelli dei ragazzi. Qua. Questo devo lasciare a cerco. Eccola qua, la Chiave. chiave e il Secondo, che è quello del il pomeriggio. secondo link, perché questo non Il cambia titolo mai. è Lo troverai scritto questo. So, il primo usa la chiave, il secondo usa questo, il terzo usa chiave, tre campi da riempire. Questo cosa serve? Saputo qua. E copia e incolla, inizia. E lui parte e lo controllerai nella pagina. Perché usa una luce che è incredibile.
Questo qua che rompe, eccolo qua. Lo troverai nella pagina, scusa. Non so buono cavare sto. Eccolo qua. Allora. Scusa. Cosa sta succedendo? Sta trasmettendo, ma sta ricevendo il segnale lo stesso. Per qualche motivo. Vedi, questo è pomeriggio gare, vedi? Eccolo qua. Non sta trasmettendo questo. Riceve il segnale. E vedi che va, magari preme su. In teoria sarebbe da aggiornare la chiave, perché se si interrompe vuoi chiave su. Tanto mattina questo sta andando, termina streaming quando è finito, e vedi quello che va. L'anno scorso mi pare che te non ti avevi fatto il piacere di cambiare la chiave, te mi hai detto, io ho cliccato trasmetti per partire. Sembra che non mi avevi detto che Forse sì, che va forse sì. vedi se male che vada. Vieni su sta voi. Vieni su sta voi. Ma mamma. Sta andando in diretta, puoi controllarlo anche da zoom qua, non è che deve metterlo su una Eccolo pagina qua, separata. arrivando 104 Forse sì. Marco, come che subito a Marco Catalan e Davide Foggiana. Tutto bene? Sto andato messa. Sì. Ciao ragazzi, Ciao. state bene? State bene i nervi? State male? va bene. Tecniche lavoro per il principio qua. Sì, conosco. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao, buona giornata. Vabbè, non si abitua, ma mi sto qua a cavaria, metteria su un altro schermo, così gestisco una gara. Ma non so neanche perché sia così. Silvio. Presente? C'è qua con lui, lo passo. Chi sei? Viene. Di me. Non ho capito. Sì, ma ho detto cliccare. No, no, no. Lo rifai? No, metti su. Vieni fuori. Ecco, no? No, devo spegnerlo. Dove sono caboina? Io non vedo mia caboina che si deve entrare. Ecco. Se lo stavo registrando, sono in pausa, ma non so perché. Però adesso sto trasmettendo su YouTube e si registra. Caboina contro caboina. Boh. Ok. Ok, operativo. Sembreria tutto operativo. Aspetta che questo è il post. Questo lo faccio partire ai 3. Posso andare alle 3 di pomeriggio. Senti, alle 3 parte già su Facebook. Questo è il link delle gare del pomeriggio. Ah, Ok? Siamo già a posto. Ho visto il video qua, penso. no. Qua. La caffè nel carattere. Ah sì, che andava prima. Beh. Ma infatti non capivo perché andava sta musica e io non capivo. E Livio mi fa, ah va che c'è musica da Cardarà. Ah, boh, adesso Bellino del carattere. Ecco che Saltare 4 contrari. In realtà testo no, non so sto modo di farlo uguale. Va bene, dai. adesso ripartono i carretti che sono scesi, sempre per quanto riguarda ovviamente il junior, la categoria junior, partiranno da Parco Mazzini per la qualificazione della prima manche, sempre ripetiamo, carrettera junior.
Ricordiamo che nella prima parte della carretera, questa della mattina che ci porterà fino a mezzogiorno e mezzo, ci saranno le qualificazioni e soprattutto si prenderanno i tempi. Poi nel pomeriggio il palio vero e proprio in base a ovviamente anche i risultati. Basta abbassarla? Voce. Quindici. Alle 15. C'è... Perché?
Eccolo, partito! Partito! Stiamo attendendo l'arrivo del primo giro di cognitivo, giro anzi di cognitivo, con il carretto numero 0, la scheggia di legno che è partito, lo potete seguire qua sul maxi schermo oppure in diretta sui vostri telefonini e quant'altro, canale YouTube Palio Dea Carretera. Che sappia, mi no ho visto. Hai detto che il suo telefono di Franco e tipo il numero di telefono in ordine. Il numero 5 che praticamente dice che ha il telefono che scrive sul riscaldamento. Fai lei di ondare lui. Sì, Lui di ondare. devi andare. Sì, che va a scaldare magari. No, Se... Dio mi erzo la scheggia!
Alla guida Giampaolo Basso e al copilota Alessio Rossi. Sta per arrivare anche il penultimo carretto del giro ricognitivo, è il numero 37. Bellissima la tua, Apibea, bellissima. Borgo Castello. No, sì, ma Apibea, figata. Al copilota Davide Ferraro. Mi sono qua. Beh, Apibea. Sai che il mio tacco, secondo chi parte, mi sono là. Ma perché si deve usare ricognizione? Perché si deve usare ricognizione? Preso con la riconoscenza. Ma adesso tornare su tutti io. Primo giro solo che abbiamo fatto, adesso non torna su. Ma sì, secondo. Boh, Ci mi ritardo e quello che io boh. Beh, oh, tacchio. Ma anche quando che ti si là su in cima. prima ho paura che brucio te, brucio a battere. Eccolo qua. Sì, ma insomma, ma che se bello vedere in cima. Però se riesco a metterlo all'ombra, perché dopo Il carretto rappresenta contrasta Gaetano, velocissimo guidato da Ivan Ferrara, pilota No, dopo vi toccavo 1000 audio, far sentire un po' del rumore su. È stato completato da parte di tutti. Vogliamo ricordare che si tratta vabbè, a comunque, questo punto di Guarda, Vignerzo sta più figa. Sta più figa. No, forte sì. Che altro mi ha dato 2 secondi, però. Sei in ritardo di una volta, tantissimo. 40 minuti in ritardo. Io. Ma un fardo, 10:40 siamo qua. Esatto. Finimo. No, adesso il primo giro c'è anche un casino di tutti a poco, ordinarsi, capire che qui di Carepi da capire questo fog. Dopo sono gli altri. Come stessi il pacchetto della qualificazione, questo già questo. Il momento della qualificazione. Stanno per partire, dunque preparatevi a salire i carretti junior. Oh, Tacchio andando su, dai. Tacchio andando su. Lo vediamo in diretta la salita anche, speaker. Dei caretti in 4 e poi quasi 7 i poi di Allora, stanno per partire per le qualificazioni i carretti junior della carretera. Il primo, il 101, carretto junior di Caron Giuseppe e Alessandro Valerio. Il 102, Buene Camassa Laie e Binale Pietro. Il 103, guidato da Cesare Covo e Isacco Piazza. Intanto ci fermiamo qua per i 3 carretti perché dobbiamo aspettare la discesa perché poi ci sia il cambio. Qua si vede un attimo passare. Il trattore apre strada con tanto di bandiere, sta portando i carretti junior al parco giusto che partenza da Parco Massini, dove partiranno per la qualificazione i primi 3.
Ricordiamo allora che partiranno da Marco Massini i 7 carretti della versione junior della Carretera, i primi 3, 101, 102, 103. Poi ci sarà il passaggio degli altri. Ricordo che potete seguire tutta la manifestazione in diretta sul maxi schermo qua in piazza e ovviamente anche sul canale YouTube in palio Dea Carretera. Allora mi dicono che i primi carretti junior sono pronti, chiamiamo all'appello i quodisti, che sarebbero quelli del quad, che siano qua subito a portare sugli altri. Grazie. Eccolo qua, mi ha detto di farli partire. No, quodisti, i quodisti, di arrivare subito in piazza gentilmente i quodisti per portare poi sugli altri carretti per le qualificazioni. Io no, batteria, poi tu metti in Ah, sì, sì, sì. Sì, cos'è sauna qui sotto? E dopo inizio siamo. Grazie mille. Ricordiamo che poi tutti i tempi vengono presi in maniera, in forma totalmente regolare dall'Associazione Italiana Cronometristi, ai quali non sfugge assolutamente nulla. Allora attenzione, comunicazione importante per tutti i piloti e copiloti che mi segnalano in giro per bar, a birrette e quant'altro, di portarsi alla partenza, me l'ho appena detto, di portarsi alla partenza perché tra poco verranno portati su dai quad che vedete stanno già in partenza, quindi velocemente preparatevi. Grazie. Podisti che stanno praticamente trascinando i vari equipaggi dalla Spiaggia del Legno a Borgoggiara e poi di conseguenza contra San Gaetano, Borgo Castello, contra Gobbe, contra Santa Rosa, contra Lavarda e via dicendo.
Vedete intanto sul maxi schermo la salita dei quad che stanno trascinando i carretti che a questo punto, quando sarà tutto pronto, partiranno per le qualificazioni. Vedete sfilare nel frattempo i quad che stanno trascinando i vari pezzi delle strade alla partenza per il giro di qualificazione.
Guarda lo schermo! Michele! Di Michele, guarda lo schermo. Michele, uno dei Michele in piazza, o comunque tutti i Michele in piazza, se possono guardare lo schermo, gentilmente, grazie. C'è il video storto. Caboina, il Aiuto video con il storto. storto. Caboina, gira il telefono. Caboina, sì, ma cosa che dici? È là. Caboina, gira il telefono. Oh. Che adesso vediamo che vanno su in diretta. Allora, intanto sul maxi schermo potete vedere che la partenza dalla piazza Castello, piazza degli Scacchi, e si stanno recando con la salita trascinati dai quad per le prove di qualificazione. Che figata vedere roba in diretta così. Io non so perché non glielo fa anche. Pensate a un rally. Pensate alla partita a scacchi se che fosse in giro e persone che fa vedere online quando chi si cambia, quando che giorno deve partire. Backstage.
e sì, confermato, sono partiti tutti i carretti da Piazza Castello, Piana Rostica, e si stanno portando per le prove di qualificazione che potrete ovviamente seguire sul maxi schermo qui di Piazza in diretta in tempo reale, ma anche sul canale YouTube Il Palio che caricherà diretta streaming. Ma che sei tanto bello vedere cosa che succede su in alto, no? Sono in partenza allora ufficialmente per le prove di qualificazione, i tempi, i carretti junior e per la precisione da Parco Massini partirà tra pochissimo il carretto 101 guidato da Giuseppe Caron e con copilota Alessandro Valerio. Attenzione, dovete spostare la moto da lì, grazie, perché stanno arrivando. Sono partiti dunque per le prove di qualificazione ufficiale i carretti junior, il numero 101, guidati, il tempo scorre da Giuseppe Caron e Alessandro Valerio. In arrivo anche il carretto junior 102, con pilota Pietro Dinale e guidatore Wene Canesselaie. Ecco sempre l'edizione junior della carretera. Queste sono le qualificazioni ufficiali in attesa dell'arrivo del carretto numero 103. Eccolo qua il carretto 103 che si sta per qualificare con i tempi, guida Cesare Cogo e copilota Isacco Piazza.
Ed eccolo qua per la qualificazione, il carretto numero 104 alla guida Marco Cattelan e a copilota Davide Boggiani. Bene, adesso ritornano su per Questo video è perché stiamo utilizzando le competenze che di solito mettiamo per fare scuola guida ai ragazzi per trasmettere in live la carrettera di Marostica. Per quello ogni videocamera ha, scusatemi, ogni videocamera. e Se volete vedere in diretta, con andate altri YouTube, tre Paglio della carretti Carretera e vedrete online quello che sta succedendo. Sappiate che questo è possibile grazie a saranno Autoscuola di Diane che utilizza i coordinati caretti come fossero degli allievi per fare scuola guida, solo che gli allievi non devono rispondere alle domande e sapere le cose, ma devono solo proiettare quello che vedono davanti, in diretta live. Collegatevi. Ciao. Eccolo qua il trattore che sta passando per portare alla partenza della qualificazione da Parco Mazzini i restanti tre carretti junior 201, 202, 203. Devi venire su i quad. Sì, guarda, sì. Sì, sì, sì.
e le partenze in particolar modo degli equipaggi che come al solito saranno aperti dal carretto numero 0, la scheggia di legno. Stanno arrivando giù i quad. Attenzione all'arrivo dei quad. I quad sono sicuramente, quindi tra qualche istante partiranno le qualificazioni. Ricordiamo a tutti coloro che hanno chiesto informazioni su come funziona poi la classifica finale del Palio della Carretera. Vince ovviamente chi impiegherà meno tempo dalla partenza su in cima al Castello Superiore fino a giù qua in piazza Castello. Bene, diamo anche comunicazione che sono partiti ufficialmente i carretti. Eccolo, è partito ora! È partito il primo carretto e quindi sono già in corso i tempi di presa qualificazione. Ricordiamo, il primo carretto è il numero 0, la scheggia di legno. Ricordiamo che si prendono i tempi di qualificazione e poi ovviamente si fa la media anche con la partenza del pomeriggio che decreterà la classifica finale con i tempi totali. Quando arriverà in piazza il carretto numero 0, che comunque è per strada, ovvero la scheggia di legno, ogni minuto partirà. Non vedo niente, non lo vedo, parlo da nessuna Sì. parte. Si è perso Eccolo, il eccolo! triangolo Eccolo! eccolo qua, scheggia di legno al tornante. Eccolo! Vai Fabio, seguilo.
Qua, guarda, qua siamo in via Retifilo di Cangrande della Scala, qua all'inizio, adesso spunta fuori qua. Incrocio le Panega. Sì. Ok. Grazie. In pista, chiamiamolo così, il carretto apre qualificazione. Il carretto numero 0, dopo di lui... Eccolo. Impegno che sta per arrivare, dopo di lui ogni minuto partiranno i vari carretti con il numero 1 fino al numero 38 delle varie contrade. Queste sono le qualificazioni, ricordiamo, e poi faranno media con la discesa finale del pomeriggio che decreterà ovviamente Paolo. poi la Paolo. classifica definitiva. Paolo.
Aspetta che bisogna... Triciamostelo. In Vi diretta faccio su... sentire il fischio anche in diretta con tanto di segnalazione che arriva il carretto numero 4 Contra Sant'Agata alla guida Lorenzo Boldrin e copilota Giorgio Casotto. PP significa che sta per arrivare il carretto numero 5. Si prendono i tempi di qualificazione del carretto di Contra Cavoina. Alla guida Michele Vivian, copilota Mauro Cortese. Ricordo che potete seguire tutta la discesa in diretta streaming sul canale YouTube Paglio della Carretera, oppure seguirla anche qua sul maxi schermo in piazza, coadiuvato dal nostro mitico Fabio Vivian che vi sta facendo vedere tutte le scene del backstage anche della discesa. Partito! Partito! In arrivo per la prova di qualificazione dei tempi il carretto numero 6 contra Ravenne con Michael Costenaro e Giordano Viviano. Si prende il tempo di qualificazione del carretto numero 7, Borgo Pieve, guida Filippo Bertapelle con copilota Luca Rigon. Cronometristi al lavoro, sono importanti anche i decimi di secondo, lo ricordiamo, poi fare la media finale. Ecco, sta arrivando. Eccolo. Sta sfrecciando Partito un altro, partito. e sono tutti partiti nel frattempo a distanza di un minuto l'uno dall'altro, sta sfrecciando il carretto numero 8 del Palio della Carretera, ovvero Contra Longhella alla guida Bertapelle Luigi con copilota Andrea Scalcon. Fare falso allarme.
Partito un altro. Sono nel frattempo partiti tutti i carretti, piano piano stanno partendo tutti i carretti dalla partenza dove si prende il primo tempo e stanno per arrivare uno dopo l'altro qua in piazza, chi sta a sinistra. In arrivo il numero 9, carretto numero 9 contra Crosara, guidato da Emanuele Sasso e da Giada Rossi. Doppio fischio per segnalare l'arrivo della qualificazione del tempo del carretto numero 10. Entra in piazza contra Campomarzio, guidato da Alberto Rasotto e da Gianluca Tolio. Tanto i fischi sono passati da 2 a 3, come avete sentito, e segna ora che il 38 vedremo. In arrivo il carretto numero 11 contra San Benedetto, guidato da Stefano Marcone e Andrea Zonta. Attenzione all'arrivo il carretto numero 12, si prende il tempo al carretto di Contra San Sebastiano con alla guida Luca Pigatto e Filippo Pigatto. Carretto numero 13, sfreccia velocemente Borgo Panega con la guida di Gabriele Berti Rossi e di Francesco Miazzo. Fagli auguri a Gabriele Berti Rossi, quanti anni oggi? E allora il pilota di Borgo Panega, Gabriele Berti Rossi, in particolar modo facciamo gli auguri di buon compleanno perché ha ben pensato che il giorno del suo compleanno lo dedica al palio della carretera, altro che festa. Paga da bere a tutti. Ovviamente, Gabriele, dopo questo annuncio sappiamo che devi pagare da bere a tutto il comitato. In arrivo
Il carretto numero 14 contra Ancometta sta per completare il giro con i tempi di qualificazione. Guida Marco Bertirossi e Michele Santini di copilota. No, vai, dai, sei 400 anche che sappiamo. Siamo al carretto numero 15. Entra in piazza contra Galassi, alla guida Graziano Zannini e copilota Diego Telve. Poi gappe. 12. Il primo anno ne era 15 on board. Dopo pian piano era passata là. In arrivo per la qualificazione, i tempi di qualificazione, carretto numero 16. Entra in piazza Borgo Rovareo con la guida Marco Alloro e Stefano Vettorazzo copilota. Partita camera 8, 8. Aspetta, aspetta su. Anche lì. No, vabbè, si possa fare anche. Anche no, il solito di essere fatto un test, quasi direi che si può fare. Però per dire che se presta, poi Per arrivare il carretto numero 17, ovviamente contrassegnato con contra Pulacca, guida Sandro Bucco e copilota Cristiano Bordignon. In arrivo il carretto numero 18. Il tempo di qualificazione per contra Vallonara, guida Daniele Marcone e Riccardo Pivotto. porte due videocamere. Porte due videocamere. Porte del gruppo di videocamere. Anche cara.
Si prosegue con l'arrivo dei prossimi carretti. In arrivo ora il numero 19 Contra Torresin San Vito, guidato da Gianluca Brazzale e Lorenzo Maroso. Eccolo qua, in arrivo il carretto numero 20. Appartiene a Contra Pradipaldo, alla guida Matteo Merlo e Gabriele Montin. Carretto numero 21 in arrivo per la qualificazione Contra Consagrollo. Il carretto è guidato da Lucas Ugo e Alberto Piovesan. Al numero 22 arriva il carretto che contraddistingue Contrafosse, guidato da Riccardo Zonda e da Riccardo Lunardon. In arrivo il carretto numero 24, rappresenta Contra Costame. Il carretto è guidato da Roberto Daltra e copilota Loris Tognazzo.
Qualificazioni, carretto numero 25 ed è Contra Capitei che entra in piazza guidato da Alessandro Dinale e da Laura Bonato. Con il numero 26 entra in piazza la contratta 7, guidano Alberto Minale e Gioele Bonato. Oh, queste che sull'ultimo tornante. Cosa devo arrivare sull'ultimo? Dai, Il carretto numero 27 rappresenta Contra Marsan, guidato da Michele Duvian e da Giacomo Lunardo. Ecco, Numero 28, carretto numero 28 della carrettera, rappresenta Contra Canale. Eccolo qua, guidato da Samuele Caneva e da Giovanni Velo. noi siamo solo quelli che lo portano avanti in Italia, questa progettualità. ho fatto anche il giretto, che magari c'è mamma, quello che mi c'è mamma, No, ma sai perché sarà stocco? magari c'è mamma qua, perché c'è mamma. Ma perché sarà stocco? Ma anche perché non so perché il Questo è il video più bello. Perché io lo tengo sempre, no? ma dopo si legge. No, Sì, sì. Proprio sì. no, Vincenzo, mi sono preso il terzo, super, IRPP numero 29, il carretto di Contra San Luca, guidato da Roberto Lorenzon e da Alessandro Sommacal. Perché ne sa volte 4. Io so 4 attivi adesso. ma non del Paolo. Perché ora se qui che va, e se qui che dà power, per power. Poi adesso anche da Paolo, perché te l'ho detto che alle 7. Se attiva la 5 e la 2, no, la 5 e la 7, no, Aspetta che Paolo. Quindi per me non stai capendo che non mi sei capito. Carretto numero 30,
Arriva Beneficio giusto, potrà leva. Guida Manuel Poli e Francesca Scalco. Quelli che sono morti, Bisogna assegnarsi 4 o 5, non capito. bisogna segnarsi. A 7 salta, io ragazzi Paolo in teoria quella va a scalare. Bene, al numero 31 sta per arrivare il carretto numero 31, rappresenta Contra Ciliegi ed è il carretto guidato da Luca Battaglin e da Livio Battaglin. Bisogna dire che i TAC, soprattutto per i criminali che i TAC è portato. Ma qua, e ora Se no, bisogneria che prima che taccasse, quello metto quel 3 rode, se su fare tutte quante. Sì, C'è un casino, no, quindi conviene che tacchi un po' come ho fatto prima. TAC come Ricordiamo sempre sul maxi schermo qua in piazza potete vedere la discesa in tempo reale e la stessa cosa sul canale YouTube e il palio della carretera si può seguire la diretta streaming. In arrivo il carretto numero 32 rappresenta Contra Rialto. Alla guida Pietro Gattinoni e Silvia Golza. L'importante è che sia sostenibile anche il ponte ma che se le carichi. Vero? Una curva che è sottecchiata e quella che si scarica, magari qui in maniera magari tutto si trova una Paolo, tutto che è sotto tutto. Lui lega a comprare perché se invece caso può organizzare. Quindi è mia carattere, le sono Carretto numero 33 è la Contra Can Grande con la guida di Armando Mozzato e Gianluca Cartelan. funziona, però prossimo torno poi a casa adesso altri testi che vanno a parte Ma perché tocca di più? Sì, no. Carretto numero 34, prova di qualificazione con il tempo per Contra Lavarda, guidato da Fabrizio Caron e Matteo Dalla Via. Esatto. E di che sopra? No. Non vuoi andare con una gara, con quei coglioni, dare cose, dopo magari proviamo anche, sono tornato a un tipo uno sul meccaretto e vedo come si sente, dove riesce quasi una GoPro. Possiamo trovare questa soluzione qua di alimentazione, questo che proviamo a fare. Sì, perché comunque, da un numero di lavoro, l'applico, tanto so i pubblici. È il tempo del carretto numero
Io devo fare 35 stasera vengo a correre. rappresenta contra Santa Rosa ed è guidato da Nicola Pozzato e da Andrea Bragagnolo. Perché si studia e passa ferme. Prima tutte che simulazioni. Se funziona il gelato, la prossima no. Così non devo fare un campo. Ore che nasata di roba a fare, tu fai più di sei nostro e che si anche sabato sera. Ya, me frega. Sai, se c'è tu o ragioni in altra maniera, io adesso fanno soltanto per il cemento che Rappresenta contra Bobbe, guidano Giampaolo Basso e Alessio Rossi. vedete, abbiamo con 5 teste, danno 5 teste, 5 teste,